Agevolazioni in pillole del 19 settembre 2025. Anche questa settimana vediamo assieme quelle che sono le novità nell'ambito di incentivi e agevolazioni per le aziende. Partiamo subito con un webinar che abbiamo organizzato per mercoledì 24 settembre alle ore 17, dove parleremo del rating di legalità. Il rating di legalità è sempre più importante per ottenere i contributi a fondo perduto e le agevolazioni, perché questo rating di legalità consente di avere o dei punteggi preferenziali o delle quote riservate oppure degli incentivi ulteriori, quindi delle maggiori azioni dell'incentivo. Per questo è importante oggi per tutte le aziende che decidono di partecipare ai bandi e che hanno più di 2 milioni di euro di fatturato avere questo rating di legalità. Approfondiremo l'argomento nel webinar di mercoledì prossimo. Per l'iscrizione potete collegarvi al sito reteagevolazioni.it. Fondo perduto per la partecipazione alle fiere. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha istituito un contributo a fondo perduto erogato come buono per supportare le PMI che intendono partecipare a manifestazioni fieristiche dall'8 agosto 2025 fino al 31 dicembre 2025. L'agevolazione copre il 50% delle spese ammissibili con un massimo di 10.000 euro per beneficiario. Le domande saranno aperte dal 7 ottobre 2025 e sono rivolte alle PMI che non hanno partecipato alle precedenti edizioni delle fiere negli ultimi 3 anni. Speciale Veneto. Passiamo in rassegna quelle che sono le principali normative di agevolazioni presenti in Veneto. Partiamo con il Fondo perduto per la ricerca e sviluppo del Veneto. È una misura che mira a sostenere progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione di processi o dell'organizzazione con importi di spesa ammissibili specifici per le due linee progettuali, quella della ricerca e sviluppo o quella dell'innovazione. Si tratta di un'agevolazione mista che prevede un contributo a fondo perduto fino al 40% e un finanziamento agevolato con una quota del 70% a tasso zero. Fondo Energia del Veneto. La Regione Veneto ha ulteriormente potenziato il Fondo Energia che prevede contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso zero per interventi di efficientamento energetico nelle aziende e tra questi interventi di efficientamento energetico rientrano in questo caso anche gli impianti da fonti rinnovabili e il fotovoltaico. Fondo perduto per gli investimenti produttivi innovativi, sempre della Regione Veneto. Questo bando è volto a migliorare la competitività delle imprese mediante l'introduzione di innovazioni tecnologiche e promuovendo la transizione 4.0 e la riconversione verso un'economia circolare e sostenibile. Il programma offre contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso zero in misura variabile a seconda della tipologia dell'intervento e della dimensione dell'azienda. Veneto, finanziamenti a tasso zero. È disponibile un bando della Regione Veneto che offre finanziamenti agevolati a tasso zero per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine delle micro, piccole e medie imprese del territorio. Maggiori dettagli trovate sul sito reteagevolazioni.it. Bando Startup Veneto. Questo bando è destinato a supportare l'autoimprenditorialità ed il consolidamento di nuove attività. Le agevolazioni sono rivolte a PMI e lavoratori autonomi con sede operativa in Veneto, attivi da non oltre 3 anni. Il programma prevede un finanziamento a tasso zero fino al 100% dell'investimento ammissibile e un contributo a fondo perduto che può arrivare fino al 40%. Sono ammissibili investimenti focalizzati su innovazione, digitalizzazione e transizione verde. Anche per questa settimana è tutto. Se avete trovato utili e interessanti queste notizie, vi invito a mettere un mi piace e a condividere con chi ritenete possa essere interessato. Per maggiori informazioni e assistenza alla presentazione di questi bandi, il sito di riferimento è reteagevolazioni.it. Io sono Franco Rasotto e questa è Rete Agevolazioni.